po' a disagio a fare i video qua davanti a casa perché la ascolta hai capito? Allora io quando sono fuori sono tanto sciolto, ma veramente come quando abitavo in Scozia, lì veramente anche lì mi facevo tutti i miei filmini, le mie robe. Purtroppo li ho persi. Sì, poca roba, vabbè, non è che abbia fatto filmini come li faccio adesso. Però insomma mi divertivo, no? Ero molto sciolto, non c'era nessun tipo di freno inibitorio. Mi divertivo veramente. Ah, vabbè, là ci torniamo, ti porto a vedere che posti da favola. Hai presente il film di Brevard? L'inizio del film che vedi quella mega vallata con l'oceano che si apre fra le colline. Là ci sono stato, ci andiamo ogni weekend, bellissimo. Quello è da fare in bici. Ho già fatto la puntina senza il video. E quando ci tornerò farò il video e una sacca di foto perché purtroppo quella volta è successo che non c'erano le tecnologie che c'erano adesso, il cloud e tutto quanto. Io sì, masterizzavo delle foto, però sono state perse, secondo me me le ha buttate via un'amorosa per gelosia, perché c'erano tante signorine in mezzo alle foto, no? E alla fine niente, mi sono rimaste una quarantina di foto della Scozia, ne avevo centinaia e centinaia video, anche perché vivevo con di quei personaggi, ragazzi, che Trainspotting si fanno a pipa. Mamma mia, che esperienza incredibile. Come faccio io? Beh, come faccio io a dire ho lavorato in Scozia? Sai? Come posso chiamare il lavoro un posto dove potevi fumare dentro, potevi fare quello che volevi, mangiare, bere, 6 ore e 40 al giorno, 2 giorni liberi alla settimana, un stipendio con i controcoglioni, ma non c'è perché giustamente l'ero cameriere e come fai a chiamare lavoro un posto dove le vecchiette ti chiamano a sedersi in braccio loro e a buttare giù pallottole di strega? Cioè, non è un lavoro, dai. Ayr, nell'Ayrshire, bellissimo posto, città storica, affacciata sull'oceano. Io avevo la mansarda proprio che guardava sull'oceano, bellissimo, bellissimo. Difatti il camper che vedi è un po' come la mansarda che avevo io nell'appartamento in Scozia, no? Per quello anche quando io l'ho visto, sto camper mi è entrato dentro in una maniera incredibile. Perché io della Scozia ho quei ricordi allucinanti, pazzeschi. È stato un sogno incredibile, durato un anno, cioè, pazzesco. Dopo sì, sono tornato giù per una signorina, non rimpiango niente, anche perché è stata una signorina che mi ha fatto stare molto molto bene, quindi dai. Però poi potevo ripartire prima, però vedi il destino insomma ha voluto di tenermi qua, trovarmi il lavoro fisso, un lavoro molto pesante, proprio anche a livello emotivo, e che ha fatto sì che mi sono proprio rotti i coglioni, a parte che l'azienda vabbè è andata in figa per i cavoli suoi. Però ha fatto sì che io mi rompessi le balle e prendessi il camper e decidessi veramente di vivere e girare in giro per il mondo in maniera molto più selvaggia. Perché prima, diciamo, mi trovo prima il lavoro in anticipo, poteva essere un ristorante o qualsiasi altra cosa, e poi mi trovo l'appartamento vicino al lavoro, quindi insomma era un po' un trasferirsi. Diciamo, la Scozia comunque mi ero già un po' stancato, per quanto magico e bello era un anno e dopo via. Si ha sempre la voglia di cambiare. Io credo che l'uomo sia zingaro, perlomeno io. Io mi sento molto zingaro. Non zingaro nel senso che mi devo vestire male e andare a rubare, no, zingaro nel senso che mi devo sempre muovere. Infatti trovavo in quell'esperimento di Toro della casa, dell'esperimento nel bosco, un punto mancante, no? Un anello mancante alla riuscita dell'esperimento. Infatti lui dopo 2 anni se lo di coglioni è tornato a casa, hai capito? È il fatto che sì, ok, ti immergi nella natura, ti fai l'orticello, ti crei la casetta, tutto quello che vuoi, tutto a misura d'uomo, però il posto è sempre quello, cioè diventa una tomba, no? Capisci? Una sorta di tomba psicologica, quindi devi cambiare. E questa è stata l'evoluzione della casetta di Toro. Bene o male le misure sono quelle, no? Mi pare che era 4 metri per 3. Vabbè, qua abbiamo 2,20 per 4 metri, dai. Un po' più stretta. Ecco, mi siedo sul posto del cane pericoloso, così dopo si incazza e dice chi è stato qua? Chi è stato nella mia cuccia? E ne avrò da pulire casa, ho fatto il disastro. Trago ho lavato il cane, gli ho dato a mangiare al cane, dopo ho portato dentro tutta la roba del camper, smonta, fa, pulisci, briga. Ho fatto il disastro, il disastro. È inguardabile la casa, non puoi neanche entrare.
credo che se entra uno zingaro scappa subito. Beh, questo è un buon antifurto. Poi il concetto che uso per l'esterno del mio camper, no? Dentro adesso un po' alla volta me lo sto rifacendo, sto cambiando le carte, però fuori lo lascio marcio, no? Cioè marcio, lo lascio tutto sporco e smazzuccato. Anche se ho visto brutta roba, ne stanno rubando di camper scarozzi come il mio. Mi è arrivato un'email dal coordinamento camperisti con diciamo un avviso di un ultimo camper che è stato rubato, era un cesso come il mio del 91 e in più gli ultimi diciamo rubati con la targa, il modello e tutto quanto, no? Per poter avere sotto mano la lista e chiamare i carabinieri. Mi ha spaventato sta roba perché erano tutti camper abbastanza cessi, no? Probabilmente li rubano i nomadi e dopo se li tengono lì nei campi nomadi. Infatti devo trovare un bel sistema molto ben nascosto per disattivare la pompa e la benzina. Quando è che cambiano queste tende qua? Mamma mia che orrore! Stomano anche, poi blu, mamma mia! Wow, certo che una volta abituato col camper, cazzo andare via in smart sembra di essere in Formula 1, fare le curve, le uscite, fantastico! Cioè come farsi un giretto in moto. Comunque sto andando a Chiarano, ecco qua, Chiarano, appena arrivato, quanto manca? 4 km e 2 da dove ci siamo di appuntamento, aspetta sui cabby, va piano. No, non è i cabby, è una 500 col porta sci con l'orcabby. Dai, non stanno andando via queste macchine che pare carabinieri. E vediamo se questo prende la smart, dai, speriamo. Cazzo, 120 all'ora, da quant'è che non li facevo? A parte il giro in moto l'altro giorno. Ok, vabbè, il tipo è appena andato via, la vista, sì, gli piace tutto quanto, l'unica cosa è il tetto qua panoramico, guarda, che è un po' consumato giustamente per gli anni e lui dovrebbe darlo un po' a sua moglie, dopo la rivende, quindi ha detto guarda, ci penso, speravo mi dicesse già sì subito, perché il prezzo sia detto è interessante, anche perché cazzo, una smart del genere, 3.500 anche trattabili, cioè mi stanno chiamando un sacco di persone, però mi stanno anche facendo perdere tempo, quindi insomma. E primi soli, primo accenno di attacco d'ansia, e vero che oggi ho bevuto 3 o 4 caffè durante la mattinata, quindi tagliare quelli. Comunque sono entrato qua in un ristorante, ho preso un bicchiere d'acqua naturale e adesso è passato tutto, no? Se il discorso che ti facevo dell'acqua che scarica il cortisolo funziona certo, darci un taglio con i caffè. Ma sai che c'è sempre la solita, no? Che si dice che la 3 non prende mai, è vero, non prende mai.